Commissario, un tavolo tecnico per provare a trovare delle soluzioni per salvare il Cupa, per salvare il Toscanini, ma servirà ancora un altro tavolo tecnico alla Regione? Ritengo che sia già sufficiente questo tavolo tecnico perché la Regione, sicuramente molto sensibile per le problematiche scolastiche, possa prevedere nella prossima manovra correttiva queste risorse con destinazione vincolata a favore del Toscanini e del Cupa. Ma siamo pronti a trasferirci a Palermo un altro tavolo tecnico che la Regione vorrà indire, sempre per il raggiungimento dell'obiettivo. La riduzione del finanziamento da parte della provincia, solo 100.000 euro, significa chiudere i battenti. Ecco, io vorrei lanciare un appello al signor Commissario di rivedere questa sua decisione, per noi prematura, e di revocare la sua determinazione commissariale ripristinando il normale andamento finanziario, proprio perché sembra che ci siano ancora dei margini di manovra. Cosa vi aspettate da questo tavolo tecnico? Ma io spero sinceramente che si risolva la questione al più presto possibile, perché dal mese di maggio che ci troviamo in questa situazione veramente assurda. Abbiamo fatto di tutto, continueremo a dare battaglia in ogni sede. Certo la situazione, come potete immaginare, non è delle migliori, però adesso siamo veramente sull'orlo della chiusura e se il Toscanini chiuderà è soltanto colpa dei politici. Secondo lei la Deputazione Agrigentina ha il peso necessario per poter salvare queste due realtà? Io dico la Deputazione, ma dico la Provincia di Agrigento, perché poi queste battaglie le si conducono insieme. Del resto, non so se questo è noto a tutti, ma il Toscanini sta lottando con i denti, con i suoi studenti, i suoi professori, la sua direzione, quindi vanno, e siccome è un istituto sano anche da un punto di vista finanziario, perché hanno fatto una buona politica di espansione per quanto riguarda le attività didattiche, ma anche dal punto di vista della tenuta dei conti, quindi vanno premiati e vanno sostenuti con forza. In questa manovra finanziaria sarà prevista una somma pari o quasi a quella dell'anno passato, quindi non ci dovrebbero essere novità. Certo è che laddove c'è una riduzione, la riduzione non dipende dalle somme trasferite dalla Regione al commissario, quanto piuttosto la riduzione a livello nazionale che è arrivata per tutte le regioni, insomma. Siamo qui riuniti per chiedere con forza al governo, a Crocetta, all'assessore Valenti di stanziare delle risorse che siano assolutamente vincolate e finalizzate al Toscanini, quindi al liceo musicale, ma anche al Cupa, perché viceversa queste due istituzioni morirebbero e per noi sarebbe veramente un danno enorme. Sia le esigenze delle scuole, le esigenze anche del sociale in generale sono quelle che vanno tenute in considerazione prima di tutte le altre. Vanno tagliate tutte le altre spese, ma questo è assurdo che si arrivi a discutere, anche a fare dei tavoli tecnici su questioni che dovrebbero essere pacifiche.